Eder, Mech, Pallister. Ci vorrebbe una sei anche da omicidio, Sabrina ha fatto all'estero. Noi abbiamo questo Così si tira dietro. È doveroso ringraziare tutte le persone che stamattina sono venute e hanno fatto parte di questa manifestazione pacifica nel tentativo di dare una speranza in più alla giustizia, ma bisogna anche ringraziare le forze dell'ordine che sono intervenute e che hanno collaborato in modo molto attento e puntuale. Andiamo ora invece al caso di Liliana Resinovic. Abbiamo visto tutti i video di Molinari e sicuramente l'impressione che ha destato è un po' particolare. Caso Liliana Resinovic, nuova svolta sulla frattura alla vertebra T2. Querela per falso contro il tecnico che disse di averla causata, di un nostro inviato. Trieste. È una crepa che non riguarda solo un osso, ma l'intero impianto investigativo sulla morte di Liliana Resinovic. Una frattura che si trasforma in frattura giudiziaria, forense, mediatica. È quella la vertebra T2, rilevata nel corpo della donna scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata cadavere 22 giorni dopo nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Una lesione al centro di smentite, perizie, testimonianze e adesso anche di una querela per falso. Il nodo si stringe attorno alla figura di Giacomo Molinari, tecnico anatomo-patologo che nei mesi scorsi aveva dichiarato pubblicamente e tardivamente di essere stato lui a causare la frattura alla colonna vertebrale di Liliana durante la manovra di preparazione all'autopsia avvenuta l'11 gennaio 2022. Una dichiarazione destinata a far rumore e, come ora sostiene la famiglia Resinovic, a minare la verità. Ma qualcosa ora non torna più. È di questi giorni la notizia che un'indagine tecnica coordinata dai professori Vittorio Fineschi e Stefano Derrico ha portato a una conclusione drastica. La frattura alla vertebra T2 era già presente quando fu eseguita la TAC sul corpo l'8 gennaio 2022, 3 giorni prima dell'intervento tecnico di Molinari. Lo ha comunicato l'avvocato Nicodemo Gentile, legale di Sergio Resinovic, fratello della vittima, annunciando la querela per falso contro Molinari, definendo le sue dichiarazioni un bluff. Un'accusa pesante che smonta l'autoattribuzione di responsabilità fatta dal tecnico e rilancia l'ipotesi più inquietante, quella di una frattura compatibile con un'aggressione e non con un errore procedurale.
Un dettaglio che si riaggancia a quanto emerso nella perizia redatta dalla professoressa Cristina Cattaneo, che ha parlato di segni di violenza multipla sul corpo di Liliana. Sul piano investigativo si riaccendono sospetti di depistaggi. A dirlo, senza mezzi termini, è Silvia Radin, cugina di Liliana, che ha parlato in esclusiva con fanpage.it. Siamo sconvolti. Temiamo sia in atto un depistaggio, l'ennesimo. La donna ha confermato che sarà proprio Sergio Resinovic a denunciare Molinari e che inoltrerà una lettera formale al Ministero della Salute per chiedere provvedimenti. Ma l'interrogativo non è solo giudiziario, è anche etico e professionale. Se Molinari aveva davvero dei dubbi su quella lesione, perché ha aspettato 3 anni per parlarne? E perché? Aggiunge Radin, ha riferito tutto alla controparte e non agli inquirenti. La cugina della vittima fa riferimento anche a una serie di video pubblicati dal tecnico sui social, contenuti girati in luoghi inaccessibili al pubblico e spesso corredati da riflessioni tecniche. In uno di questi, racconta Radin, Molinari avrebbe accennato al caso Resinovic, dichiarando di volersi esprimere più avanti. È chiaro, aggiunge, che conosceva il caso. È assurdo pensare il contrario, soprattutto lavorando in un ambiente dove dell'omicidio di Liliana si parla quotidianamente da anni. Ma l'inquietudine di Silvia Radin va oltre. In un passaggio della sua lunga intervista afferma: in un video parlava dei coltelli da autopsia, diceva di averli portati ad arrotare. Mi chiedo se per caso non conoscesse anche Sebastiano, riferimento diretto al marito di Liliana. Mai formalmente indagato, ma al centro di sospetti da parte della famiglia della vittima. E proprio qui la Radin affonda. Io credo che Lilly non dovesse portare fuori un segreto da quella casa. Credo che Sebastiano sapesse della relazione con Claudio e che non volesse che lei lo lasciasse. Per me la verità sta nei soldi trovati in casa e per questo sembra così difficile trovare il bandolo della matassa. Una convinzione che diventa accusa indiretta, supportata, dice, da messaggi anonimi che sta valutando di consegnare agli inquirenti. Non posso parlarne ora, ma rafforzano la mia idea che dietro ci sia qualcosa di grande. E poi la questione cruciale. Questa frattura, ora certificata come preesistente all'autopsia, cambia qualcosa. Per Radin, no. Liliana era tumefatta dalla testa ai piedi. Non si può tornare a parlare di suicidio, sarebbe grottesco. Le prime perizie non hanno lavorato bene. Vale solo l'ultima, quella della professoressa Cattaneo, confermata da altri 4 esperti. E intanto, sul piano legale, si preannuncia un nuovo fronte rovente, la querela per falso a Molinari, corredata non solo dalle risultanze della nuova TAC revisionata, ma anche dai contenuti social del tecnico, che potrebbero diventare prova di consapevolezza, se non di dolo. In questo scenario già complesso, si alza l'ombra di una regia occulta, o quantomeno di un sistema difensivo interno alle istituzioni scientifiche, secondo Radin. Molinari ha detto di essere stato incoraggiato dalla direttrice dell'Istituto Universitario di Anatomopatologia. Se i suoi superiori sapevano, è molto grave. Un castello di dubbi, certezze parziali, accuse e contromosse, dove il destino di Liliana Resinovic continua a oscillare tra la cronaca e l'enigma, tra il dolore e la ricerca ostinata di giustizia. In questo momento, però, una cosa appare più chiara. Quella frattura alla vertebra T2 è diventata il simbolo di una battaglia che, ben oltre l'anatomia, riguarda la verità. È la memoria di una donna che non può più parlare, ma che attraverso chi la amava continua a reclamare giustizia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.